È un vero e proprio coordinamento delle associazioni imprenditoriali padovane quello che ha sottoscritto il documento Padova per il Veneto 2015, da portare poi all'attenzione del futuro governatore regionale. Un documento che guarda allo stato di crisi attuale e che segnala punto per punto le necessità delle categorie economiche e i traguardi che la nuova giunta dovrebbe raggiungere di qui al 2015. Il federalismo fiscale deve essere il primo passo di questa giunta. Noi dobbiamo, avere un ritorno diverso dalla nostra fiscalità, quello che viene versato dalle imprese, dai cittadini della Regione Veneto deve ritornare alla Regione Veneto non più come prima. Dobbiamo smetterla di farci condizionare dai grandi soggetti che fanno solo speculazioni edilizie. Abbiamo grandi territori indubbiamente nel Veneto di aree dismesse industriali, non possiamo pensare che diventino tutti commerciali, dovremmo pensare a qualcos'altro. Ma credo che si possa agire su alcune azioni di politica industriale che incentivino le aziende che investono in innovazione, le aziende che si aggregano e le aziende che si ricapitalizzano. Questo penso tramite una riduzione dell'aliquota IRAP potrebbe essere un'azione importante e concreta verso il mondo delle imprese. Chiaramente vengono chiesti sostegni non tanto di tipo economico e a pioggia per le imprese, quanto politiche premianti che aiutino le imprese che ce la vogliono fare, che vogliono innovarsi, ad avere condizioni burocratiche, fiscali e ambientali, territoriali positive per la loro ripresa. Ci aspettiamo che la Regione diventi quel soggetto coordinatore di tutti gli attori socio-economici che possono contribuire ad uno sviluppo armonico e di sistema della nostra Regione per poter entrare nei mercati della globalizzazione come sistema complesso con tutte le offerte che il nostro ricchissimo Veneto può esporre.